Intanto cresce la produzione industriale in Veneto, i dati di Unioncamere. Giorgio Bonomi. Economia veneta ancora in crescita, ma aumenta la preoccupazione degli imprenditori per il futuro. I dati di Unioncamere relativi al secondo trimestre 2018 evidenziano un altro periodo di crescita della produzione industriale che si attesta al più 4% rispetto al più 3,2% del trimestre precedente. L'analisi Veneto Congiuntura effettuata su un campione di più di 1500 imprese con almeno 10 addetti mostra una performance migliore da parte delle piccole imprese che sono davanti a quelle medie e grandi per gli aumenti di produzione e fatturato. Aumentano i numeri in particolare nei comparti di gomma e plastica, più 8,4%, macchine e apparecchi meccanici, più 6,5% e mezzi di trasporto. In aumento anche il fatturato totale, dovuto principalmente alla ripresa delle vendite all'estero, un settore, quello dell'export, in cui vanno bene soprattutto occhialeria, apparecchi meccanici e gomma e plastica. Un capitolo a parte invece è quello delle previsioni per il prossimo trimestre. Qui gli imprenditori mostrano un notevole pessimismo derivante soprattutto dalla preoccupazione per l'instabilità globale. Solo dall'export ci si attende un risultato positivo, mentre tutti gli altri indicatori sono previsti in calo. Una frenata in piena regola i cui effetti, se saranno confermate le previsioni, si sentiranno in particolare negli ordini interni e nella produzione. Lavoro